Allora, torniamo con il direttore della Confesercenti di Padova, Maurizio Francescone. Abbiamo visto quindi aprire un'attività, qualche soldino bisogna averlo, cioè, questo intanto è il presupposto. Cioè uno che parla di avere soltanto 5-6 mila euro, poi farsi finanziare, eccetera, non ha grandi margini, ci vuole qualcosina in più. E poi fare le cose fatte bene, quindi magari avere tutte le consulenze, averle tutte in regola, altrimenti si incorrono in sanzioni e problemi. Però nell'ipotesi, come tanti chiedono giustamente, sì, però poi se mi va male la cosa, chiudere un'attività, qualora non dovesse, che oneri ci sono? E quindi cosa uno deve anche prevedere per non fare il cosiddetto buco? Allora, prima di tutto occorre che evidentemente le aperture siano fatte bene, perché questo permettono anche eventualmente una chiusura fatta bene. Certo. Prima questione. Seconda questione, si può fare anche si può avere anche una piccola attività con 5-6 mila euro, quella di cui parlavo prima, per esempio, ci Quella della permette bicicletta della bici e così regolamentata, via. sì. Chiaramente è un'attività che ha avuto anche, da dove l'abbiamo sperimentata, ha avuto anche delle soddisfazioni non indifferenti dal punto di vista economico. La chiusura non comporta di per sé dal punto di vista burocratico grandi problemi. Si fa la denuncia, si cessa ogni attività, i problemi quali sono? Uno, dal punto di vista burocratico ci sono le spese di segreteria, saranno, cito a memoria, ma non superano i 100 euro. Dal punto di vista invece dello smantellamento dell'azienda, perché questa è la parte importante, occorre evidentemente verificare quello che si è fatto in questo periodo. Se si sono accumulati nel magazzino, se c'è un'attività commerciale che ha accumulato nel magazzino, è un problema. Lì di solito noi consigliamo di fare una svendita totale E ti e quindi di elimina. recuperare parte di quello che è stato speso sul magazzino. Il secondo aspetto sono gli investimenti fatti con le banche. Questo. Generalmente le banche, quando prestano dei soldi, chiedono delle garanzie, senza generalmente. Senza Sempre, generalmente, sempre. sempre. Categorico. E cosa significa? Noi qui accompagniamo, generalmente le nuove imprese noi le accompagniamo con un consorzio credito che abbiamo, è un consorzio estremamente funzionale, per cui diciamo nel caso peggiore, nel peggiore dei casi, questi consorzi danno una mano quando è il momento della chiusura, intervenendo direttamente, rimettendoci loro anche Certo. un po' di soldi. È evidente che la banca, di quelle garanzie che abbiamo prestato alla banca, la banca li recupera. Quindi lì si tratta di capire qual è stato l'investimento. E questa è la parte più onerosa, quella che francamente occorre affrontare con molta attenzione. Cosa voglio dire? Inutile fare un'impresa, inventare un'impresa con degli investimenti iniziali che siano enormi, soprattutto in merci, soprattutto in attrezzature, se non ci sono le aspettative finali. Perché più grande l'investimento, più poi sarà difficoltoso. La chiusura, perché la chiusura, il vero nodo della chiusura è quello. In chiusura nessuno ti aiuta. Anzi, se chiudiamo prima degli anni previsti da eventuali leggi di agevolazioni per il mondo giovanile, per l'imprenditoria femminile, per le nuove Bravissimo, questo è start-up, importante. corriamo il rischio che ci chiedano indietro anche il contributo. Ah, Eh addirittura. beh sì, perché ad esempio le start-up di cui parlavo prima Sì, io, sì. queste hanno un contributo della regione attraverso di noi che è di circa 15.000 euro. Se però l'azienda non ce la fa, Chiude prima di un certo numero di anni, questo contributo è perso, quindi lo devono restituire. Ecco perché ogni inizio di attività imprenditoriale, dalla più piccola alla più grande, ha bisogno di essere ma ne sono, ben seguita, ben secondo curata. lei, con la sua esperienza di quanti vede passare attraverso anche la vostra associazione, ma anche altre, eccetera, c'è una consapevolezza di questo tipo o forse le cose vengono prese con un po' tanta leggerezza? O è proprio il nostro sistema Italia che non consente liberamente di fare impresa, per cui leggerezza o non leggerezza è un sistema macigno, elefantiaco. Ma spesso è una situazione di, come dire, di necessità di fare qualcosa. Sono a casa, sono in cassa integrazione, sono disoccupato, oppure avevo delle esperienze Devo reagire precedenti, devo assolutamente. reagire. Per cui magari si pensa, sì ok, non riesco a trovare un altro lavoro dipendente, non riesco a riavere una mia posizione di lavoro come quella che avevo precedentemente, mi invento una collocazione. Sono più di uno gli esempi vincenti, Certo, sì, sì, attenzione sì. perché poi rispetto a questo ci sono più di uno gli esempi vincenti. E da qui occorre partire, è da questo che poi avviene, e quindi direi che la stragrande maggioranza parte da questo. C'è poi, e rimane nel nostro paese, nel Veneto in particolare, ma Padova è una città campione direi da questo punto di vista in Italia, rimane la volontà, la voglia di fare autoimprenditorialità, anche se nel piccolo, anche nella microimpresa, e anche questo è un altro degli elementi. È vero una cosa, che fare impresa 15 anni fa era una cosa ben diversa da fare impresa oggi, per quanto piccola o micro possa essere questa impresa. Fare impresa oggi ha delle caratteristiche ben diverse.
Allora, se si sbagliava sul mercato, la colpa era solo dell'imprenditore. Il mercato girava, il mercato funzionava e la colpa era dell'imprenditore. Oggi si corre il rischio che un buon imprenditore sia fuori dal mercato perché il mercato non è quello di 15 anni fa e quindi occorre farlo con molta attenzione. Però questi sono i due elementi, diciamo, che portano a una grande richiesta. La necessità di fare qualcosa in una situazione di difficoltà economica, familiare e personale e l'autoimprenditorialità che è sempre stata uno degli aspetti. C'è poi da aggiungere questo, che non solo da oggi, ma per molti che escono dal mondo del lavoro dipendente, c'è la convinzione che chi è imprenditore oggi in qualche modo non abbia problemi, possa funzionare tranquillamente, tanto insomma ci sono le maniere. In un modo o nell'altro. Ecco, non è così. Dicevo prima che noi dedichiamo molto del nostro tempo a convincere delle persone a non aprire l'impresa, o meglio, a non fare quello che dicono o che vogliono proporci, perché è evidente che spesso ci arrivano richieste abbastanza di consulenza, su imprese abbastanza banali. Apriamo il negozio di abbigliamento generico in un paesetto di campagna. Apriamo la pizzeria ex nuovo, ma perché penso che siccome la pizza al Camut funziona, no, cioè non è così, insomma, non funziona in questo modo. Oggi purtroppo anche la più piccola dell'impresa, ma anche a livello di lavoro autonomo, di professione, occorre indirizzarci su dei canali che sono dei canali ben precisi. Ecco, infatti questo è importantissimo. Voi tra l'altro avete anche il CESCOT, che è l'ufficio studi, no, della Confesercenti, di cui lei è presidente. Siccome bisogna fare le cose con cognizione di causa, ci sono degli studi, ci sono delle strategie che un imprenditore può apprendere, visto che non ci si può più improvvisare come una volta. Una volta ci si improvvisava da una professione banale, poi pian pianino si cresceva naturalmente. Ancora adesso, per carità, ci sono appunto queste start-up che sono delle esplosioni, però rispetto alle morie non fanno, diciamo, testo, e quindi uno si può supportare da studi vostri, ricerche, strategie di mercato, di marketing, di come porsi, come aggredire tra virgolette, la clientela per non fare le cose, oppure se uno ha un'impresa che è già aperta, un negozio che è già attivo, che vede che non va, capire perché fino a 8 anni fa andava, classica nel bottega che vacilla, e adesso che cosa devi cambiare? Il ristorante della situazione. Questa è la sfida, diciamo, è un passo obbligatorio. Se oggi si vuole fare impresa, e io credo che sia, senza io credo, è obbligatorio misurarsi con conoscenze, informazioni che devono essere le più diffuse e le più rapide possibili. Questi sono i due elementi. Noi possiamo anche inventarci e cogliere magari una cosa che funziona. Però dietro, facciamo l'esempio delle bici, così non andiamo molto lontano. Sì. Uno dei nostri soci si è inventato di utilizzare questa bici per vendere a Macedonia durante una fiera. Dopo 3 giorni ha avuto un incasso favoloso, per cui l'idea è vincente. Certo, l'idea è buona, l'idea è vincente, chiaramente non può vendere frutta a Natale, esatto, dovrà cambiare, infatti lui sta già attrezzandosi con altre cose, però l'incasso gli permette di guardare con successo. Ma la vittoria di quell'impresa, il successo di quelle piccole iniziative imprenditoriali non dipende solo dall'idea, dipende dal fatto che dietro c'è un imprenditore che sa fare il suo mestiere, che ci crede, perché se lui non avesse queste caratteristiche probabilmente non sarebbe stato... non tutti possono mettersi in bicicletta. E qui si arriva perché lui ha una professione che si è costruito negli anni anche attraverso le attività che noi gli abbiamo fornito. Come si taglia la frutta? Tutti sono bravi a tagliare la frutta, non è così. Come la si presenta la frutta? È importante come la si presenta la frutta tagliata. Come si lavora con il cliente, l'incasso, il valore? Va bene qualsiasi prezzo? Non è così. Il prezzo va bene in un posto, va bene in un altro, può non andare bene in un altro posto ancora. Il tipo di confezione fatta va studiata, va realizzata, deve essere molto appetibile se vogliamo che il cliente la prenda molto volentieri, senza problemi. Cioè, tutte queste cose nascono se dietro, e io ho fatto un esempio molto piccolo, se dietro c'è un percorso formativo di conoscenza della clientela, di conoscenza dei prodotti che si vendono, che si manipolano, e quindi c'è tutta una serie di cose di questo tipo. E questo è un passaggio obbligatorio. C'è un secondo passaggio che, sul quale secondo me dobbiamo lavorare tutti molto di più, è che è quello dell'informazione e delle opportunità che quotidianamente avvengono. Oggi è un mondo questo che cambia di ora in ora. Sì, sì.
non è che la globalizzazione la fermiamo con le leggi e così via, ormai la globalizzazione c'è, internet c'è, le autostrade informatiche ci sono, quindi possiamo fare qualsiasi legge che vogliamo, se escludiamo la Corea del Nord credo che ormai, no? O ci riduciamo anche noi come la Corea del Nord, oppure la globalizzazione è un elemento che il progresso ha determinato. E quindi tutti questi elementi cambiano di giorno in giorno, di ora in ora oserei dire. E c'è la necessità di riuscire a dare informazioni alle imprese e l'impresa deve ricevere informazioni quasi in tempo reale. Le opportunità si bruciano in 3 giorni. E quindi anche sapersi innovare continuamente. Continuamente. L'attività formativa, è chiaro che non ci può essere più l'attività formativa di qualche anno fa oppure di qualche, perlomeno non per tutti. Le 4 ore in aula sono inutili ormai. Le 4 ore in aula sono inutili. Occorre pensare a rapporti che siano di natura diversa dal punto di vista formativo e informativo. Ed è chiaro che anche su questo le nuove imprese, ma anche le vecchie imprese, devono fare una riflessione su quelli che sono gli strumenti per continuare ad avere una formazione che sia continua e che sia... Assolutamente. Ci sono strumenti, il cellulare non serve solo per telefonare, anzi, e neanche solo per fotografare come avviene oggi. Il cellulare può essere uno degli strumenti informativi e formativi che vengono utilizzati anche da noi. Pensiamo al tablet, all'iPad, a tutti questi strumenti. Sono dei strumenti per cui io la mattina quando mi sveglio o a mezzogiorno quando mi fermo ho il mio quarto d'ora che dedico alla mia formazione. Quindi assolutamente questo diventa un elemento fondamentale. Ed è vincente, c'è poco da fare. L'altra cosa di cui dobbiamo tutti farci carico è che parliamo troppo spesso oggi di rete, di impresa, di lavorare insieme, ma ancora, in particolare Padova e il Veneto, le nostre imprese, i nostri imprenditori, diciamo, una grande parte di questi non sono maturi, esatto, non sono ancora... È nel DNA forse, nel DNA. Non e questo va superato. Questo va superato perché oggi la competitività economica non si misura più sulla singola impresa, ma si misura nella capacità che ha un territorio di produrre, di essere accogliente, fare di sinergie, fare... insomma. Esatto. Un tempo, alcuni esempi ci sono ancora, ci mancherebbe altro, c'era una grande impresa che vinceva sul mercato e attorno costruiva una rete di servizi magari a supporto delle attività delle imprese. Anche questo è un accordo di rete del territorio. Oggi queste grandi imprese sono sempre meno, ma non solo da noi, nel mondo, e cresce il numero delle imprese piccole. Io credo che qui ci sia la necessità di fare in modo che queste reti comincino a lavorare veramente a dei livelli ben diversi da come le vediamo. Qualcuna ci sono, qualche esempio c'è. Ne cito anche qui una così in maniera molto concreta. In molti centri storici si stanno definendo delle reti tra commercianti che cominciano a lavorare insieme sia per le opportunità di acquisto sia soprattutto per le opportunità di contatto con la clientela, di individuare nuova clientela. Stanno crescendo, stanno maturando e vedo anche con qualche esempio positivo. Questo è importante, effettivamente ha dato degli spunti che possono essere anche analizzati dalle persone, valutati, che chissà possono dare delle aperture. A proposito di aperture, abbiamo la pubblicità, poi voglio parlare delle aperture domenicali, perché è un'altra vostra grande battaglia, proprio in sintesi cosa sta succedendo, perché a seguito delle liberalizzazioni doveva esserci un aumento del PIL, un aumento dell'occupazione, voi invece avete riscontrato dei valori in tutt'altro versante, per cui vediamo un po' che cosa ne pensate, più che domenicali aperture festive, delle festività. Pubblicità, poi torniamo con voi.